Qui dentro mi piace anche sottolineare che noi abbiamo delle testimonianze importanti, ne cito 3. Siamo riusciti in Calabria a dimostrare vicende importanti, abbiamo fatto una buona legge, abbiamo rispetto all'autogoverno fatto dei percorsi importanti ed innovativi. Mi piace ricordare, l'avete sentito quanto è accaduto in Campania, ci siamo riusciti. Mi piace ricordare anche il terzo elemento, che quando conobbi il presidente Russo sostanzialmente mi veniva da pensare al buon De Gasperi quando insomma andò a trattarsi la storia dell'Italia futura, tranne la sua personale educazione nulla c'era nei nostri confronti, e lì abbiamo costruito sui fatti, costruito sulle cose un rapporto fatto di serietà, di misurarci sulle concretezze. Oggi le sue espressioni credo che vadano proprio nella direzione di un percorso che ci dice che nel Sud è possibile fare le cose, è possibile farle molto bene. Certo, non dimentico che ci sono situazioni, ne cito un paio, penso un po' alla Sicilia. Io non dispererò mai, credo avrò l'onore di presiederla, non dispererò mai che in Sicilia si possa ritornare rispetto all'autogoverno dei consorziati, rispetto quindi ai valori del territorio, ad una gestione diversa da quella attuale. Sono convinto di poterlo dire con forza perché è una delle situazioni che danneggiano la Sicilia, danneggiano l'agricoltura siciliana. Io credo che si possa in quella regione e si debba far meglio, quindi guardo al nuovo commissario con estrema attenzione. Come pure con estrema attenzione guardo la Puglia. È stata fatta una legge, sostanzialmente può anche essere una buona legge, ma anche lì, con le parole del Presidente della Commissione Agricoltura, è stata fatta da una settimana forse una piccola manutenzione straordinaria nella direzione di una legge che contenga al proprio interno un nuovo e diverso autogoverno da un lato e un piano di risanamento finanziario non certo creato né dai consorzi di bonifica né dai cittadini pugliesi, ma da un certo modo di intendere e praticare la politica, credo che anche lì vadano messe le mani. È una delle situazioni dove guardiamo con grande attenzione, convinti che anche lì si potrà e si dovrà far meglio. Detto ciò, questa settima conferenza organizzativa dove la collochiamo? Perché la vogliamo collocare in una fase ben precisa del Paese? Vogliamo con questo dibattito che si sviluppa capire se tutti quanti possiamo essere d'accordo su questo tipo proprio di impostazione che deve naturalmente essere strategica. Noi abbiamo 2 scenari sostanzialmente dentro i quali scegliere dove vogliamo stare. Il primo scenario è lo scenario che è sotto gli occhi di tutti, è quello di una politica che complessivamente nel Paese ha abdicato al proprio ruolo, che si è fatta commissariare e sostanzialmente in qualche modo, con qualche dichiarazione sui giornali, con qualche mal di pancia esternato in qualche manifestazione, manifesta delle differenze, ma il fatto è che la politica si è fatta commissariare, si è resa conto che bisognava fare delle cose, bisognava farle in fretta, si è resa conto che non voleva farle perché in qualche modo doveva anche difendere poi le elezioni che venivano, la propria autoreferenzialità, ha nominato un commissario, in qualche modo lo contesta, ma in qualche modo poi nei fatti concreti quando si va in Parlamento lo vota. Qui dentro c'è anche un certo esercizio della rappresentanza, una rappresentanza che sta in un periodo di riforme che si applicano anche con una cadenza assolutamente dinamica, difende delle rendite, le difende in qualche modo, ma sostanzialmente dà l'idea di essere una rappresentanza di interessi con la testa rivolta all'indietro. Poi tutto questo lo collochiamo in una Unione Europea che a volte ci piace, a volte ci dà l'impressione di far fatica a scegliere, per cui sostanzialmente funziona nel momento in cui alcuni se ne fanno carico, per cui abbiamo degli stati che vanno a rimorchio, degli stati che se ne fanno carico. Qui dentro dobbiamo innestare l'ultimo aspetto, è quello di certe demagogie che secondo me danno più il senso di un qualcosa, di un qualcuno che per accorgersi che esiste o che ancora esiste è costretto ad alzare la voce, è costretto ad alzare i toni, forti di una vicenda, insomma si alzano i toni, si alza la voce quando si abbassa l'intelligenza e quando si vuole nascondere un'immensa preoccupazione
continuiamo ad avere attacchi da amici che probabilmente non esistono più. Mi riferisco alle province. Mi fa strano che insomma no, nel momento in cui queste province sono state non solo messe in un angolo, ma sono state riposizionate in un istituto geriatrico, ci sia ancora voglia da parte delle province di andare a cercare competenze, quindi dice ma facciamo noi quello che fanno i consorzi di bonifica, facciamo noi quello che fanno i parchi, facciamo noi quello che fanno tutti quanti, così ritroviamo delle competenze e magari ritroviamo da lì anche lo spunto per esistere. Noi ci dà l'idea che questa sia demagogia veramente di pochissimo conto, che sia demagogia di pochissimo conto perché poi, e questo è il secondo scenario, perché poi andiamo a leggere i sondaggi che non fanno i presidenti, gli amministratori, i collaboratori, i direttori dei consorzi di bonifica, andiamo a leggere gli scenari di gradimento di questo commissario del paese e leggiamo che sono degli indici di gradimento altissimi. Leggiamo gli scenari, leggiamo gli indici di gradimento di chi lo contesta e vediamo che sono ai minimi storici, e allora ci sarà anche qui una scelta dei cittadini di chi rappresenta, di chi frequenta la rappresentazione in un certo modo. Si inizia ad affermare, va bene, con forza anche nel paese, si inizia ad affermare una presa di coscienza che è necessario cambiare dei comportamenti, che è necessario adattarsi a dei comportamenti. Lo si vede nell'accettazione che si hanno di certe questioni. Vivo in una metropoli dove purtroppo, io dico purtroppo, perché significa delle cose, mi rendo conto per primo che invece bisogna frequentarle, oggi si cammina molto meglio.